Al via il premio Carchinos 2021 che quest'anno si terrà il prossimo 11 luglio e avrà come scenario il Tempio di Giunone, alla Valle dei Templi. Ieri la riunione di insediamento della giuria di qualità, composta da personalità del mondo dell'arte, della cultura e delle istituzioni, caratterizzati da alti livelli di competenza. L'iniziativa, voluta per il quinto anno consecutivo da Carmelo Cantone, è organizzata dall'Associazione Antiche Tradizioni Popolari con la direzione artistica di Francesco Novara. Adesso grande lavoro per i giurati e gli organizzatori che si daranno un gran da fare per la scelta delle eccellenze agrigentine che con il loro impegno e talento hanno dimostrato che la più bella tra le città dei mortali può farcela, e da parte nostra un buon lavoro a tutti. L'80% della gente, tranne qualcuno, i nostri premi speciali, lavorano nell'ombra. Un premio speciale Carchinos e Maria Volpe per tutto quello che ha fatto, ha preso pure il premio del Presidente della Repubblica. Ma l'80% di questa gente lavora dietro le quinte. Quest'anno io spero che andrà in porto, voterete voi come ogni anno, ma spero che andrà in porto un nome che abbiamo particolare, altisonante, così come lo fu l'anno scorso